Da Piazzetta Zampieri a via Roma, passando per il cuore del centro storico di Belluno, 15 postazioni per altrettanti scultori artisti che dalle prime ore di questo pomeriggio hanno iniziato a prendere confidenza con un tronco di cirmolo o un pannello per realizzare le opere in concorso all'Extempore numero 38. Siate ambasciatori del nostro territorio, ha detto il presidente di Confcommercio Belluno Paolo Doglioni agli artisti presentati uno ad uno nel Salone Nobile di Palazzo Fulcis. Il veterano è Max Solinas, artista poliedrico veneziano di nascita, cadorino d'adozione con base e atelier a Cison di Valmarino. Vengono con un progetto nuovo, è una stilizzazione di una forma femminile. Chiaramente tornerà sempre al mio progetto, alla mia ricerca, perché non riesco a tradirmi. Per cui tornerò a questa forma che sarà una connessione proprio tra la terra e l'uomo. Io l'ho pensato così il progetto. Ingaggiata in corsa la trentina di origine spagnola Imma Garcia che sostituisce il fiorentino Luca Mommarelli. Mi ho preparata di corsa, ho pensato moltissimo, ho passeggiato molto per il bosco e per 3 giorni penso di non aver fatto altro che pensare, perché avere l'idea tante volte è la cosa più difficile. Ho avuto pochi giorni, il che mi ha salvato da una parte pensare per un mese e da un'altra parte mi ha messo un po' in agitazione, ma è stata una bellissima notizia tornare a Belluno. I 15 scultori raccolgono il testimone ideale della rassegna Oltre le vette per continuare a tessere il filo del dialogo, dell'amore per la città e le sue tradizioni. Si lavorerà all'aperto, ma fortunatamente con condizioni meteo non proibitive. A casa è tutto semplice, il laboratorio, lo spazio, i rumori, i silenzi e tutto. Venire qui è un po' come mettersi in gioco. La cosa più bella sono le persone, io faccio per questo, perché le persone arricchiscono, io ho bisogno di arricchirmi. Il simposio di scultura organizzato dal Consorzio Belluno Centro Storico si concluderà domenica prossima con l'assegnazione dei premi Confindustria, Stampa e Fidapa. Le opere rimarranno esposte nel chiostro di Palazzo Fulcis per essere sottoposte al voto della giuria popolare. I risultati domenica 17 novembre.